L'Acragas Calcio ha ingaggiato Gabriel Tavella, 19 anni, terzino destro naturale, che vanta già esperienze in Serie D con le maglie di Canicattì e Castrum Favara, e Charles King, centrocampista ex Camarat e protagonista della promozione in eccellenza. Confermata oggi pomeriggio alle ore 17 Acragas Sciacca all'Esseneto, annullata Nissa Acragas domani a Caltanissetta. Ascoltiamo Tavella, King e il direttore sportivo Tino Longo. È una grande emozione essere in un club come l'Agrigas e sono molto felice di essere qui. L'obiettivo è sicuramente quello di fare bene, di aiutare al massimo la squadra e di raggiungere l'obiettivo. Tutti mi hanno accolto, diciamo, bene, partita dal mister, tutti i componenti della squadra molto bene. E braccetto è il mio ruolo preferito. Riesci anche a coprire anche altri ruoli? Sì, è quello dell'esterno, esterno a destra. Come stai? Benissimo, benissimo, Come sta andando questo inizio di preparazione? benissimo. È sempre duro, ma le cose stanno andando bene. L'ambiente come ti pare? Proprio alla grande, top. Siamo riusciti a creare un gruppo unico, anche non abbiamo giocato insieme, ma queste settimane che abbiamo fatto insieme siamo riusciti a creare un gruppo unico e le cose stanno veramente benissimo, stanno andando bene. Agrigento invece che impressioni hai, che sensazioni hai? È una piazza dove siamo stati a quasi 10 anni, quindi per noi siamo già abituati a questo ambiente qui. Mi aspetto tanta soddisfazione che possiamo regalare ai tifosi, che la squadra che dobbiamo stare una squadra che lotta per la maglia e cerchiamo di portare più gente allo stadio. Presentati ai tifosi, tu che giocatore sei? No, in pratica io sono un giocatore che cerco di lottare su ogni campo e ogni partita cerco di dare il massimo e spero di dare il massimo per la maglia di L'Agrigas quest'anno. Allora, incrociamo le dita in attesa della comunicazione ufficiale. Speriamo di sì. Cosa ti aspetti, direttore? Mi aspetto sicuramente una risposta affermativa da parte della Lega, anche perché ci ha dato delle rassicurazioni in merito quando è stato chiesto, diciamo, ufficiosamente di ripresentare la domanda e poi, insomma, vedendo anche un po' la situazione che ci sono in tutti i campi, dovrebbe essere una cosa fatta, speriamo. Ecco, intanto che squadra è nata? Intanto noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi è nata una squadra per fare un campionato importante, per cercare di portare a termine quello che ci siamo prefissati. Chiaramente il calcio parla sempre terreno verde, quindi fare promesse o dire già abbiamo vinto non è una cosa che si può fare, quindi andando passo per passo, ripescaggio e poi cerchiamo di portare a termine il progetto. Nella slot under si è aggiunto un tassello importante, ce ne vuoi parlare? Beh sì, sono diversi i ragazzi che negli ultime settimane sono arrivati, ma sono giocatori che io conosco perché li ho avuti. L'ultimo arrivato, eh, parte un Niemi che è arrivato già venerdì scorso, che era Gele, che ha vinto il campionato in eccellenza un 2006, che stiamo puntando anche molto sui giovani. È arrivato un altro giovane di prospettiva perché è un ragazzo che l'anno scorso ha fatto 20 presenze in Serie D e l'avevo io a Castro Favaro. Tavella Gabriele. Prossimi appuntamenti. Questo allenamento congiunto con lo Sciacca, che continueremo a vedere come procede, diciamo, la preparazione. Poi stiamo guardando attorno per capire dove fare altre amichevole per raggiungere, insomma, la migliore forma possibile prima di arrivare al giorno dell'inizio del campionato. Amichevole di Caltanissetta? Per motivi logistici è saltata perché onestamente fare tante amichevoli nel giro di una settimana diventa un po' difficile per l'allenatore gestire anche la situazione fisica, quindi considerando pure il blasone della Nissa abbiamo voluto meglio evitare.